Vince per la seconda volta di fila la squadra dell'Olimpica Akragas, 2 partite e 2 vittorie, ottimo il bottino che la squadra allenata dal mister Giovanni Falsone porta a casa nel difficile campo del Balestrate, una partita che sembrava avviarsi facile con la prima rete segnata da Sant'Angelo ma che poi man mano si è resa particolarmente combattuta, fino a chiudersi con un 3-2 per l'Akragas. Le reti sono state segnate per l'Akragas da Sant'Angelo al 16° al 61° e da Coniglio al 35°, mentre per il Balestrate Farina al 42° e all'82°. Le altre squadre agrigentine del girone A hanno visto il Camarat vincere per 2-1 sul Monreale, reti di Lamattina, Nuccio e Tinaglia. L'allenatore Renato Maggio può così finalmente prendere coraggio dopo le 2 sconfitte subite. La Gattopardo di Palma di Montechiaro soccombe invece per 2-0 sulla Don Bosco di Partinico fuori casa. La squadra di Pietro Allotto è così alla sua 4ª sconfitta consecutiva e non riesce a portare a casa neanche un punto, 0 in classifica. Buone notizie invece per la Libertas Racalmuto guidata da Alessandro De Caro, che vince la partita con il 5 Torri per una rete a 0 segnata dal bravo Cosma, una vittoria fatta con il cuore e determinazione che rappresenta il primo successo stagionale per la squadra, tanti festeggiamenti per l'allenatore. Oggi abbiamo avuto la fortuna di poter fare gol anche alla fine, e si è tenuti alla fine, però meritatissima, perché alla fine siamo stati la squadra che ha prodotto molto di più. Loro sono un'ottima squadra, noi abbiamo le defaglianze di 5 giocatori, e voi lo sapete benissimo, giocatori importanti che purtroppo molti di questi non faranno più parte di noi perché hanno degli infortuni seri, però ci siamo allenati molto bene, ho messo il cuore, i ragazzi hanno capito l'importanza dei 3 punti, l'importanza di vincere e di dare continuità al lavoro che abbiamo fatto finora, perché dal 6 agosto che ci alleniamo con scrupolo, con grande intelligenza, con tanto sacrificio, e alla fine eravamo in 4 ragazzini in campo dal primo momento, tutti hanno stretto i denti, hanno dato il massimo. Valenti veniva da un infortunio a polpaccio, è entrato a 15 minuti dall'inizio del secondo tempo e poi è uscito a 5 minuti alla fine, rifacendosi male di nuovo, però ha dato un buonissimo contributo. Ho cambiato sistema di gioco, siamo partiti col 3-4-1-2 per tenere a bada il giocatore che loro hanno importante da play, poi ho cambiato, poi giocando col 4-3-3 e di lì è nato il gol. Abbiamo pressati, abbiamo fatto pressing molto alto, Cosima ha fatto un grande lavoro di sacrificio, si è sacrificato per la squadra, ha recuperato palle e poi alla fine l'ha messa dentro meritatamente. Credo che sia una vittoria meritata. È stata la vittoria dello spogliatoio perché venivamo da 2 partite diciamo un po' sfortunate. A Salemi abbiamo perso il 94°, abbiamo fatto lo 0-0 con il Balestrate, anche se è un'ottima squadra, però oggi volevamo 3 punti, un po' per tutto, per il gruppo, per il morale, e ce l'abbiamo fatto fortunatamente. Mentre per il Casteltermini di Angelo Vecchio la batosta è pesante, incassando ben 5 reti dal Salemi, un risultato forse troppo duro per una squadra scesa in campo già rassegnata e senza mordente. La classifica alla sua 3ª giornata vede in testa il Misilmeri e l'Albatros con 7 punti, Salemi, Monreale, San Giorgio con 6 punti, l'Akragas con 5 penalizzato da un punto nonostante le 2 vittorie ottenute per non avere disputato la prima partita con il Casteltermini. A seguire il Libertas Racalmuto e Balestrate Partinico con 4 punti, quindi il Villabate, 5 Torri, Vallelunga, Casteltermini, Camarat e Vis Borgo Nuovo tutti a 3 punti. Chiude la classifica il Gattopardo di Palma di Montechiaro con 0 punti. La prossima partita vedrà l'Olimpica Akragas debuttare in casa con la squadra del Vallelunga.